Da diversi giorni diversi allievi dell'Istituto Martin Luther King di Favara protestano per carenza di pulizie. Gli studenti che si sono assentati arbitrariamente dalle attività scolastiche hanno richiesto la presenza di una nostra troupe per testimoniare lo stato precario in cui versa la scuola. In mattinata ci siamo recati all'istituto diretto dal professor Salvatore Pirrera ad attenderci fuori dai cancelli un nutrito gruppo di studenti che manifestavano il diritto alla pulizia. Da quanto tempo va avanti questa protesta? Praticamente da quando siamo entrati in questa scuola, in 4 anni la situazione non è migliorata e siamo continuamente nella stessa situazione. Cosa lamentate? La mancanza della pulizia in questa scuola, le disinvestazioni che non vengono fatte, le circolari fatte a caso, è una situazione che va sempre peggiorando. Avete pensato di fare una forma di protesta diversa, anche quella di mettervi a pulire? Vabbè, abbiamo pensato di fare questo, ma ovviamente per oggi era in programma questo, ma non ci fanno neanche entrare a scuola perché prima hanno collaborato, diciamo, tutti, ma nel momento in cui è arrivato il giorno che venivate voi, siamo rifiutati di farci entrare sia a scuola e hanno chiuso i bagni e la palestra. Subito dopo aver sentito le ragioni dei ragazzi siamo stati invitati dagli stessi a fare insieme a loro un sopralluogo all'interno dell'istituto. Agli obiettivi delle nostre telecamere però si è presentata una scuola dignitosamente pulita. Secondo quanto appreso, gli operai della ditta esterna che si occupa delle pulizie dell'istituto sono momentaneamente fermi per protesta, ma lo stesso dirigente scolastico ci ha assicurato che le pulizie sono state effettuate dai bidelli della scuola. Per i ragazzi invece si è trattata di una pulizia in vista dell'arrivo delle nostre telecamere. Intanto per il preside la protesta degli studenti è ingiustificata e per questo motivo sono già stati presi dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi che hanno disertato le lezioni. Il professore Pirrera dai nostri microfoni lancia un appello ai ragazzi e ai loro genitori affinché gli stessi ritornino tempestivamente alle normali attività, pena l'inasprimento dei provvedimenti disciplinari che sicuramente influenzerebbero negativamente sulla condotta degli stessi. Si ripete la tradizione che a ogni inizio di anno scolastico purtroppo ci devono essere queste proteste che sono completamente, devo dire, completamente immotivate, perché io sono una persona che accetta la realtà e quindi se constato che la scuola è sporca, prendo atto che è sporca e prendo i dovuti provvedimenti nei confronti di chi deve pulire, perché qualche giorno fa, siccome i lavoratori dell'Operosa, che è una ditta che viene a pulire la scuola, in parte la scuola, erano in sciopero, io ho comunicato alla Consip la loro assenza e la Consip provvederà al trattenimento di quando non è effettuato, ma effettivamente da qualche giorno a questa parte la scuola è pulita e non c'è nessun motivo, ripeto, nessun motivo per protestare e per scioperare. La scuola deve fare il proprio compito fino in fondo, deve cercare di assicurare il diritto all'istruzione, all'educazione di questi ragazzi, garantendo locali puliti, e locali sono puliti, ma i genitori devono fare il loro mestiere, quindi vi prego di collaborare e di far sì che i vostri figli vengano a scuola, perché se continua così io dovrò prendere seri provvedimenti disciplinari che poi avranno ripercussioni sul voto di condotta, che poi avranno anche ripercussioni sul profitto, perché è inconcepibile che i ragazzi perdano tutti questi giorni di scuola. Quindi l'appello lo faccio ai genitori e agli alunni che ragionino un po' di più, perché loro si sono accorti che la scuola è pulita e poco fa qualcuno vi ha detto scioperiamo perché qualche giorno fa la scuola era sporca, ma se la scuola è pulita non c'è motivo di scioperare. Quindi cari genitori, pressate perché i vostri figli vengono a scuola, perché è un loro dovere, non solamente un diritto ma anche un dovere. Se non vengono a scuola poi saranno sanzionati a dovere, saranno sanzionati in maniera abbastanza pesante. Spero che questo mio appello
giunga veramente nelle case e nelle famiglie dei nostri alunni e che da domani la situazione ritorni normale.